Cari amiche, buon pomeriggio. In questo video ho preso spunto da un articolo della mia amica Anita Sorano, una consulente di immagine, articolo che ho condiviso nella mia pagina Facebook un paio di giorni fa, e parlava del tubino nero, un indispensabile capo di abbigliamento per il guardaroba femminile, in quanto molto versatile, utilizzabile di giorno in modo casual con un giubbino jeans o accessori molto colorati, e poi utilizzabile anche per un evento estremamente elegante con abbinamenti di accessori molto raffinati. Capisco che l'argomento può sembrare poco indicato in questo momento buio e complicato che stiamo attraversando. Sicuramente le prospettive di eventi mondani, di grandi serate, fashion è lontano dalla nostra immaginazione, ma proprio per questo, come mi ha detto la mia amica Anna un paio di giorni fa, è giusto concedersi qualche momento di evasione, sognando delle bellissime serate estive, delle bellissime cerimonie o eventi mondani. Io ho composto questi tre eleganti outfit che adesso vi vado a mostrare. Nel primo potete vedere questo elegantissimo scialle in lana bianca e filato lurex con applicazione di sferette color oro, scialle che ho abbinato, un scialle molto elegante a mosaico. Non so se il filato, il luccichio, ecco, forse sì, il luccichio si vede attraverso lo schermo. Scialle che ho abbinato a questo elegantissimo top, questa canotta in finissima maglia rasata, realizzato interamente in filato laminato oro, quindi molto preziosa, molto elegante, rifinita con questa filigrana uncinetto nelle bretelle. Completato questo abbinamento con questa elegantissima borsetta, una borsettina da polso per le serate eleganti, serate danzanti, cerimonia, dove la necessità di avere sempre la borsetta con sé perché non si sa mai dove poggiarla, dove abbandonarla, dato che contiene telefonino, documenti, e quindi averla sempre con sé, ma allo stesso tempo avere le mani libere. Una borsetta molto elegante, molto raffinata, vedete, composta da un cerchietto dorato e degli strass, dei fili di sfere colore perla, che li ritroviamo anche nei laccetti e nella chiusura, apertura e chiusura a saccoccio, un accessorio molto elegante per completare questo abbinamento colore oro in cotone, e anche questo in lurex color oro, si vede il luccichio. Passiamo a questo secondo abbinamento. Ho composto con questo bellissimo scialle a grandi ventaglioni realizzato in filato bouclé rosa, molto elegante, intervallato da un filato di cotone grigio perla. Puoi vedere questa bellissima lavorazione a ventaglioni, rifinito questo scialle poi nella sua punta sul retro con queste mattonelline che richiamano le nostre maioliche siciliane, e questa bellissima frangia in filato molto lucido. Questo scialle l'ho abbinato a questa elegantissima giacca. Come potete vedere, stessa lavorazione, stesso filato. In più ho aggiunto la particolarità di questo viscosa lucido color antracite che crea un contrasto sia nella sua lunghezza, nei bottoni che ho realizzato a uncinetto, e anche nella lavorazione delle maniche. Non so se si riesce a vedere la lavorazione delle maniche, molto molto particolare, molto elegante.
questo abbinamento l'ho completato con due simpatici accessori: questa borsetta rotonda, graziosa, molto giovanile, sempre stessa lavorazione della giacca e dello scialle. Questa borsetta riprende il particolare dello scialle, cioè la frangia in viscosa lucido, che la rende molto spiritosa, molto giovanile. Oppure questa borsetta a bauletto, un po' più elegantina, che richiama i particolari della giacca, quindi il viscosa lucido antracite, riprende i bottoni, come vedete la chiusura, uncinetto, riprende i bottoni della giacca, finestrelle tutte uncinetto col viscosa antracite. Questa simpatica frangetta in cotone la rende anch'essa molto giovanile. Vi faccio vedere l'interno, finemente rifinito, guardate l'interno, foderata. Lo scialle può infine essere chiuso, appuntato con questa bellissima spilletta che richiama filato e lavorazione. Come potete vedere, la giacca è molto elegante, da abbinare anche con una canotta grigia, una canotta argento, con un top molto elegante. Dipende dalla serata o l'evento dove volete utilizzarlo. I particolari sono molto molto raffinati. Guardate la manica, lo faccio vedere da vicino perché lo schermo forse non riesce a cogliere la lavorazione. Questo è il particolare del bottoncino uncinetto e questo è il particolare della manica. Guardate che bello questo finale di manica, molto raffinato. Infine passiamo al terzo abbinamento. Terzo abbinamento molto elegante, quindi per una serata molto elegante, è composto da questo raffinatissimo scialle a ventaglioni realizzato in un filato molto raffinato, un filato lurex argento, composto e illuminato da tanti filini, non si riesce a intravedere, ora ve lo faccio vedere più da vicino, con tanti filini lurex di multicolori. E alla base c'è questa simpaticissima balza con dei fiorelloni che rende questo scialle molto particolare, molto elegante. Ve lo faccio vedere da vicino. Ecco qua il filato colore argento, non so se la luce coglie il lurex multicolor che lo illumina, e guardate qui la base dei fiorelloni, guardate che sono simpatici questi fiorelloni, molto particolare. A questo scialle ho abbinato questa elegantissima canotta realizzata interamente in filato maglia rasata, realizzata in filato laminato colore argento, una canotta con un piccolo accenno di manichetta e questa scollatura ampia sia avanti che sul retro, vedete questa ampia scollatura, guardate il luccichio del laminato, è interamente realizzata in laminato, quindi molto preziosa, come il top dorato che vi ho fatto vedere poc'anzi. Anche questo abbinamento è completato da questa spilletta, stesso filato argento dello scialle, e quindi utilizzabile anche per chiudere, per appuntare lo scialle, per fermare lo scialle.
A completamento di questo abbinamento abbiamo questo elegantissimo set di borse, guardate qui, un gioiellino, il filato riprende lo stesso filato dello scialle, laminato color argento, ecco guardate il luccichio, intervallato da trama uncinetto colore ghiaccio come lo scialle. Guardate che elegante questa balza che serve da chiusura, elegantissima questa balza, questo fiorellone lavorato sia in cotone che in lurex e poi contornato da una serie di strass colore ghiaccio e da uno strass centrale, foderata con una fodera color argento, quindi raffinata anche all'interno. Questa borsa, guardate anche il manichetto uncinetto, guardate, con questo particolare di questo fiorellino da una parte e questi anellini dall'altra, elegantissima e raffinatissima, alla quale ho abbinato questo portacellulare che è asportabile quindi dalla borsa, utilizzabile stesso filato, stessa lavorazione, dove ho ripreso sempre strass e sferette color argento, utilizzabile come tracollina proprio da mettere al collo per avere il cellulare sempre a portata di mano, oppure tirando su questi laccetti diventa una semplice borsettina da tenere a mano, una piccola borsettina a gioiello da tenere a mano, vedete? In questo momento non li ho allacciati, quindi mi scivola, ma guardate che deliziosa questa borsettina da tenere in mano, da tenere nel polso e quindi avere il cellulare sempre a portata di mano. Appuntabile, allacciabile alla borsa o da mettere all'interno della borsa. Molto elegante, elegantissima sia lo scialle che la borsa. Care amiche, io concludo questo video di questo pomeriggio e mi auguro di non avervi annoiato troppo con questo argomento che, ripeto, potrebbe sembrare fuori luogo, ma ci siamo concessi qualche minuto di evasione, sognando qualche bellissima e romantica serata estiva o qualche grande evento fashion. Buon pomeriggio e ci rivediamo al prossimo video.